Le immagini, le ore vissute là al confine sono state psicologicamente devastanti. Vedere queste persone, sta roba veramente cambia. E mentre venivamo a casa per strada, io e Roberto, l'altro mio collega autista, a un certo punto ci siamo detti non parliamone perché ti veniva da piangere, ci veniva da piangere. Forse la stanchezza, un insieme di cose ci veniva da piangere. È abituato alle lunghe trasferte Vito Battistuzzi, ma il viaggio che lo ha portato fino ai confini dell'Ucraina forse gli ha cambiato la vita. Non mi sono mai trovato in una situazione così. Cioè veramente vedere sti bambini per terra in giro e sulle sdraie, 10 bambini su una sdraia, 2 dentro sul carrello della spesa, incredibile. Cioè, ho figli, anch'io, quindi veramente una esperienza bruttissima. Io spero che si risolva quanto prima. Ad accogliere donne e bambini anche Marco Franceschet e dalla sua azienda, la Ristorazione Ottaviana, che si è sviluppata una catena formidabile di solidarietà. Non appena un dipendente ha chiesto ferie per poter raggiungere la Polonia e mettere in salvo alcuni parenti. Lo stesso Franceschet oggi ha distribuito viveri e bevande. Appena scesi mi sono commosso perché di bambini ho incontrato la nonna o dei familiari qua e insomma sono cose che toccano perché se si pensa da dove arrivano sono cose comunque che riempiono il cuore. Continuerete a supportarli? Beh, sin dove si può sicuramente sì. Ripeto, so che tante altre aziende privati si sono mossi anche per sponsorizzare altri viaggi che sicuramente l'azienda Battistuzzi andrà a fare nei prossimi giorni. Abbiamo visto che anche i nostri camionisti del Katav hanno offerto un pieno di un mezzo di questo tipo, che vuol dire già 1200 euro stato di gasolio. Sono scesi, sono stanchi, molto stanchi, tranquillizzati un pochettino, ma sono provati, ecco, da questo viaggio. Indescrivibile la solidarietà, gente che arriva con pannolini, con mascherine, con soldi. Veramente grazie Veneto, grazie Italia, grazie a tutti.